Una notte di lavoro per superare l'emergenza dovuta alla siccità che accentua la risalita del cuneo salino lungo il fiume Livenza. Carol ha rischiato così di rimanere senza acqua potabile se non fosse stata applicata una soluzione tecnica immediata grazie alle squadre del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, di Veritas, la Protezione Civile ANA di Verona, Torre di Mosto e Meolo, oltre a Piave Servizi che ha fornito 1 chilometro di tubazioni flessibili. L'unità di crisi regionale è riuscita così a proteggere l'erogazione di acqua potabile. Sì, sono commissario, ho nominato il dottor Dell'Acqua come mio soggetto attuatore, gestione della unità di crisi e si va avanti, abbiamo un primo plafond di 4.800.000 euro. Ovviamente in queste ore stiamo assolutamente faticando rispetto alle risalite del cuneo salino che, come nel caso di Caorle, vanno a intaccare il potabilizzatore, quindi acqua che non è potabilizzabile, quindi abbiamo dovuto creare una condotta. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato stanotte per garantire l'acqua a Caorle, che significa acqua per i nostri veneti, ma acqua per tutti i turisti che ci sono, quindi acqua sicura, acqua pulita, acqua potabile. Il Livenza storicamente non ha mai risentito del cuneo salino che ha messo a rischio anche il prelievo per uso idropotabile all'impianto Veritas di Boccafossa, che serve le utenze turistiche di Caorle ed Eraclea, oltre al comune di Torre di Mosto. I danni della siccità sono inimmaginabili, considerate solo che molti pozzi dal quale pescano i nostri acquedotti ormai sono secchi, cioè sono andati in secca oppure si sono insabbiati, il che vuol dire danni per riscavare, danni all'agricoltura, danni a 360 gradi. Le previsioni ci dicono questo, stiamo parlando di $500 milioni, approfittare di cave dismesse, di tutti i invasi che abbiamo, crearne una rete in modo tale di avere un serbatoio, una riserva idrica anche per la prossima estate. I fondi da dove? I fondi non sono reperibili con risorse proprie, però abbiamo un bel salvadanaio che si chiama piano PNRR e direi che il governo deve rinegoziare e fare in modo che si investa sulle emergenze e non su cose inutili.